Il prossimo incontro. Quali sono le doti più importanti per un criminologo? Le doti più importanti per un criminologo sono moltissime, in realtà è difficile discernere in maniera precisa, però indubbiamente si tratta di possedere un buon intuito, perché questo è fondamentale, bisogna saper leggere tra le righe molto più di quanto ci si creda normalmente, e occorre effettivamente avere una grande capacità di osservazione e una grande capacità di leggere e individuare le informazioni interpretandole attraverso una logica di tipo deduttivo stringente. Che emozioni prova quando si trova ad interrogare un presunto assassino? L'aspetto emotivo del mio lavoro ormai lo tengo a bada efficacemente, io credo. Quando mi trovo a interrogare comunque un presunto autore di reato o a collaborare nella ricerca della verità in questo tipo di scenari, la prima cosa che cerco di fare è prepararmi nella maniera più approfondita, quindi studiare tutto ciò che fino a quel momento è emerso sulla vicenda, studiare le dichiarazioni eventualmente precedenti di questo soggetto, andare a fare un lavoro di comparazione tra quello che viene dichiarato e i dati effettivamente emersi sulla scena del crimine. Quindi l'aspetto emotivo diventa assolutamente marginale. L'obiettivo è di ottenere informazioni per arrivare a chiarire che cosa è accaduto su una scena del crimine. La psicologia di un assassino non è molto diversa da quella di ciascuno di noi. Uccidere è un comportamento tipico della nostra specie, non è qualcosa che non ci appartiene. Tutti noi siamo in grado di farlo, probabilmente per motivi diversi, sotto la scorta di spinte diverse, di stimoli diversi, ma ognuno di noi ha all'interno una serie di cosiddetti grilletti emotivi, gli americani li chiamano emotional trigger, ne parlo anche nel libro, per cui uccidere è qualcosa di assolutamente vicino a ciascuno di noi e nella stragrande maggioranza dei casi l'assassino è uno di noi.